Bentrovati a tutti, nuova puntata di Protagonisti di Sardegna. Diamo il via alla nostra puntata, la clessidra è partita. Tra i protagonisti di Sardegna ci sono anche quelle persone che nei nostri paesi si rimboccano le maniche e organizzano eventi di successo. Persone che credono nel futuro di queste comunità e spendono davvero il loro tempo a favore del loro paese. In nostra compagnia oggi, con piacere, Pierpaolo Soro da Ollollai. Ben trovato Pierpaolo. Grazie a voi dell'invito. Come stai? Bene, complimenti per la trasmissione. Grazie per i complimenti che fanno senza ombra di dubbio piacere. Ne approfitto ogni volta alla fine del Palio degli Asinelli, quando con una foto, con un post sui miei canali social vado a ringraziare davvero tutta la comunità di Ollollai per l'accoglienza che mi riserva ogni volta, per il modo gentile che hanno di rapportarsi con me. E questo mi fa davvero piacere e in occasione della tua presenza qua nella nostra puntata volevo sottolinearlo e ribadirlo, perché ormai da tanti anni presento quell'evento che abbiamo definito nel corso del tempo il grande evento dell'estate in Barbagia. Sto parlando del Palio degli Asinelli di Ollollai e proprio da qui voglio partire. Ma come nasce l'idea di dar vita all'interno del paese, proprio nel cuore del paese, un Palio degli Asinelli in notturna? Allora, prima di tutto, ormai sono 12 anni che tu presenti il Palio, quindi sei uno di casa. Secondo me sei uno quasi quasi, non Ollollai is a doc. Quindi, anzi, secondo me devono darti anche la cittadinanza onoraria. Questo forse no, per carità di Dio, però lo ammetto, è un paese che ha sempre un riguardo del tutto particolare. Certo, sei il nostro amico, sei l'amico della Proloco, sei amico di Ollollai, quindi sei un grande amico. Il Palio ormai siamo alla 23esima edizione, nasce nel 2001, si è bloccato solo per il Covid, 2 anni di Covid, quindi è nata da un gruppo di ragazzi al bar, chiacchierando tra amici, come si chiacchiera nei paesi, nei nostri paesi. Si chiacchiera al bar perché si passa il tempo chiacchierando. E hanno detto, ma la piazza dell'Ollollai, secondo me, è fattibile fare un palio. Un palio dei cavalli, secondo me, era troppo difficile. E si è pensato di fare un palio degli asinelli. Da lì è nato, prima è nato per gioco veramente, il comune allora gli ha dato i soldi per pagare i premi, perché erano 5 milioni di vecchie lire di montepremio, andava al primo andava 2 milioni e mezzo, mi sa 2 milioni, se non voglio errare, o più, non mi sto ricordando bene perché... Non è un problema, questi sono dettagli. Certo, comunque c'era un bel montepremi. C'era un bel montepremi, si correva nell'asfalto, hanno messo le transenne e è partito così per gioco. Tra l'altro ci sono 5 rioni a Ollollai che si contendono su Palude Sosvinados, quindi l'inizio è stato appunto quello, Sistradone, Laralai, Sì. Sappadule, su Montriccu e Ferruzzones. Quello è nato, adesso quello fa 21 anni perché è nato dopo, prima è nato veramente il palio aperto, quello regionale, che diciamo il Palio Asinelli, poi il Palio dei Vinados. E forse il Palio dei Vinados è stata proprio la ciliegina sulla torta perché ha tenuto vivo lo stimolo del palio, perché adesso tutti all'Ollollai aspettano il palio perché è una festa comunitaria. È una festa che ovviamente coinvolge anche i bambini, che coinvolge tutta la comunità. Pensate che i 5 rioni poi si organizzano, adesso ce lo racconterà Pierpaolo, fin dai giorni prima per accogliere le persone e per invitarle nel proprio rione a passare davvero una giornata in compagnia. Certo, sono 5 rioni come mi ha detto, dai giorni prima si preparano i banchetti perché si vanno tutto per strada, ogni rione prepara i gazebbi, quindi c'è un allestimento anche di ogni rione, quindi c'è il coinvolgimento proprio di vicini che si incontrano per il palio. È bello che vicini anche più lontani si incontrano per fare festa. Un contesto sociale, quindi davvero molto importante e ovviamente alla base di tutto ciò, perché è vero che c'è l'agonismo, la musica e lo spettacolo, ma c'è davvero una comunità che si unisce, allarga i confini dell'ospitalità e quindi accende i riflettori sulla comunità di Ollollai. Ma nel corso del tempo, da piccolo evento, è diventato davvero un evento che coinvolge. Oggi quanti turisti e visitatori accoglie Ollollai nel giorno del Palio? E il Palio arrivano dai 3 a 4 mila visitatori. Il Palio, quando l'ho preso io nel 2007, quando sono diventato presidente della Proloco, era una festa, diciamo, paesana. Poi grazie veramente
alla volta c'era il Presidente della Regione Renato Soru che ci ha messo nei grandi eventi, grazie anche a che ha spinto il sindaco di allora Fischer-Bau, hanno collaborato per portare il palio nell'elenco dei grandi eventi, da lì si è cresciuto sempre di più. Ollollai è un paese, un centro dal grande valore culturale, dal grande valore legato alle tradizioni popolari e da sempre ovviamente si portano avanti degli aspetti fondamentali appunto legati a questi canali. Parliamo dei sistrumpa, la lavorazione dei cestini, ovviamente il canto a tenore, il ballo con una formazione che trasporta al di là dei confini di Ollollai appunto l'eleganza e la maestria nella danza, e ci sono anche le feste religiose che a Ollollai danno e offrono uno spaccato davvero importante. Abbiamo tante feste religiose, abbiamo San Michele, San Pietro, San Basilio, ma la più importante, la più sentita è San Bartolomeo, perché viene organizzata dai ragazzi diciottenni, dove da mesi preparano questa festa, quindi Ollollai è molto sentita dai giovani, perché aspettano veramente diventare maturi, diciamo a 18 anni diventi maggiorenne, e all'Ollollai si dice, per essere maggiorenne, gli anziani dicevano casterai leva, o hai corso durante la corsa alla Zavardia durante la festa, quindi vanno in costume, quindi è una festa molto sentita. Io voglio tornare indietro nel tempo. Una delle ultime interviste a Franco Columbu, un grande di Ollollai, ma di tutta la Sardegna, perché davvero ha dato lustro e spessore alla nostra isola, appunto nel corso di un'intervista guardava da casa sua verso il campanile di Ollollai e facendo riferimento proprio alla festa di San Bartolomeo pensava alla figlia diciottenne che indossava l'abito tradizionale di Ollollai, arrivati apposta dall'America per vivere nel pieno del trasporto anche emotivo la festa di una comunità che si ritrovava insieme. Tu immagina che a volte Franco non ha fatto partecipare solo la figlia alla leva, ma anche un'amica arrivata dall'America, quindi ha trasmesso quel sentimento anche ai suoi amici americani, quindi ancora più bello. E tu che ricordo hai di Franco? E Franco era un personaggio molto importante dell'Ollollai, conosciuto tutto il mondo. Immagina che quando aveva fatto 50 anni di amicizia, noi come Proloco abbiamo organizzato per la festa insieme al comune, abbiamo invitato molti artisti, abbiamo avuto il messaggio di Arnold per ringraziare la festa dei 50 anni di amicizia, quindi ci abbiamo creduto e dobbiamo crederci ancora di più per valorizzare veramente la sua memoria. È davvero importante tenere vivo il ricordo di Franco Columbu per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha costruito e soprattutto per il valore aggiunto che ha dato alla comunità di Ollollai. Il nostro racconto prosegue con Pierpaolo Soro, anima di questa comunità. Abbiamo parlato del palio degli asinelli, ma ci sono davvero tanti aspetti che riguardano il paese. I cavalli, questa tradizione che vi vede ritrovarvi non solo nelle feste religiose ma anche in occasione delle pariglie. Allora, il cavallo all'Ollollai è molto sentito, per ogni festa ci sono i cavalli, quindi anche anzi adesso ancora di più perché i giovani ci credono ancora di più nelle tradizioni, nel cantautore che hai detto tu, nei balli, e i cavalli stanno avendo un ruolo molto importante, non solo durante le processioni occorrendo la Zavardia dopo la messa, ma anche nelle esibizioni di pariglia. Abbiamo una festa molto bella, Spariglia, che la facciamo in via San Basilio. Dall'anno scorso è entrato anche loro parte dei grandi eventi, quindi abbiamo avuto ancora un'impronta più grande dell'evento, quindi è un evento molto bello fatto all'interno del paese. Tutto questo per dirvi che la comunità di Ollollai con la Proloco, ma con tutte le associazioni che operano appunto nel paese, muove davvero tanto anche a livello economico. E a questo proposito ti voglio chiedere, ma quanto è importante il lavoro di una Proloco nei piccoli paesi della nostra Sardegna e soprattutto quanto è importante valorizzare le associazioni che muovono i fili della cultura, muovono i fili della tradizione, ma soprattutto danno occasione a tutti per ritrovarsi insieme. Secondo me in un paese dove non c'è Proloco c'è meno movimento, le Proloco tengono viva i nostri paesi, ormai si stanno spopolando e grazie alle Proloco, alle sezioni culturali che lavorano per rendere vivo i paesi vanno solo ringraziati per il lavoro che fanno, perché portano anche economia. Tu immagini il palio
quanta economia porta. Sì, spendiamo i soldi della regione Sardegna, delle comune, ma porta all'interno, quello che si spende si ritorna come economia per le attività culturali, attività bar, ristoranti, B&B. Tu immagina, quando abbiamo iniziato il Palio, nel 2007 non c'era un posto letto, adesso ce ne sono più di 50, quindi è cresciuto anche il rapporto con i turisti, con tutto. E questo ovviamente è uno sguardo che va lontano, non riguarda appunto, come abbiamo detto, solo l'evento, ma tante iniziative collaterali che poi danno forza a un'intera comunità. E quando si parla di Olollai ovviamente si guarda anche in grande, perché il Palio è stato raccontato anche in altre situazioni. Mi viene in mente Camposano, dove anche io ho avuto la possibilità di partecipare per raccontare come giornalista quello che succedeva. Ci racconti come siete arrivati lì e come avete pensato di trasferire l'idea e l'immagine della corsa di Olollai in ambito nazionale? Allora, il palio del Casale che dici tu ormai è un palio dove coinvolge tutte le regioni d'Italia. Noi rappresentiamo la regione Sardegna, ne siamo orgogliosi, vuol dire che come Palio di Asinelli siamo uno dei più importanti in Sardegna, quindi ci orgogliosi anche per questo. Siamo i detentori di titoli, anche l'anno scorso abbiamo vinto lì il titolo italiano con Vittore Bussu in sella a Pistacchio, ma abbiamo vinto con Valentino 3 volte, quindi siamo quelli che abbiamo più titoli portati a casa alle altre regioni. Quindi non è solo però vincere un palio lì, è bello fare aggregazione tra regioni, confrontarsi con altre regioni, far vedere cosa le novità degli altri è quello. Noi siamo anche una regione che è molto invidiata perché il nostro palio è fatto all'interno del paese, non tutti ce l'hanno la possibilità di farlo perché molti sono dritti, rettilineo, fanno la corsa. Anche il Palio del Casale è rettilineo, vai avanti, poi gira la botta e ritorni indietro. Invece Piazza Marconi Olollai dal punto di vista dello spettacolo e dell'agonismo crea per i fantini ovviamente una difficoltà in più. Perché è molto piccolo, devi tenere le curve, sembra in miniatura il Palio di Siena, la verità. Quindi è molto richiesto e anche molto seguito. Immagina che tutti, quando facciamo la diretta su Sardegna Live, tutte le altre regioni ci seguono. E questo per noi è un motivo di orgoglio. C'è un altro aspetto che voglio ribadire e sottolineare. Hai parlato prima di incontri, di rapporti, di amicizia. E qua voglio trasferirmi in Piemonte, ad Alba, perché c'è davvero un gruppo che non vorrei solo citare come amici. Praticamente sono altri ollollaesi che vivono da un'altra parte. Sono appunto di Alba, sono venuti per la prima volta a Olollai, adesso non ricordo quanti anni fa, e loro tornano puntualmente a Olollai ogni anno per passare sia le vacanze, per vivere il Palio, ma soprattutto per ritrovare gli amici di sempre. Quelli sono amici acquisiti, sono olollaesi che vivono in Piemonte, sono altri amici di saluto, adesso l'occasione di salutare, vi aspetto l'11, ma non mancheranno, l'11 luglio, anche loro sono presenti di nuovo. Aspetta, diamo le date del Palio, quindi 11 luglio, tutti all'Ollai per il Palio degli Asinelli. Quindi gli amici hanno già confermato la loro presenza. Ormai l'anno scorso hanno fatto 10 anni di Palio. Sbandieratori e musici del borgo Moretta. Ci hanno regalato, ti ricordi, la loro bandiera sottofirmata con delle dediche dove c'erano scritti tutte le cose che ci uniscono, quindi è stata anche una bella cosa di consegna di loro, ma non vengono solo per il Palio. Immagina che quest'anno sono rientrati anche per Carnevale, perché loro a San Bartolomeo, loro quando hanno un momento libero vogliono venire da noi a trovarci perché fanno parte della comunità ormai, quindi loro vogliono vivere anche le nostre feste. E questo è davvero uno dei messaggi più belli che si possono raccontare quando si parla appunto del Palio degli Asinelli di Olollai. Un'altra cosa, Pierpaolo, per cui l'attenzione del vostro paese è passata alla ribalta della cronaca mondiale, sono queste case a €1, ma hanno prodotto degli effetti. Cosa succede nella comunità di Olollai? Allora, l'amministrazione di Fischerbau aveva lanciato questa cosa, la proposta case a €1, il periodo nel 2018 aveva fatto tantissimo
clamore anche a livello nazionale, mondiale, con i giornali, immagino che per tutti i giornali d'Italia, che tutte le televisioni, grazie a quell'effetto di promozione si è creato anche un reality con gli olandesi, sempre 4-5 famiglie olandesi dovevano ristrutturare 5 case acquistate a €1, quindi quel periodo l'Olai era pieno di turisti, immagina che, perché usciva nella televisione nazionale olandese, usciva d'estate, perché si è stato registrato da maggio a settembre, lì è iniziata a mandarla a giugno, e i turisti, come venivano in Sardegna, dovevano venire per forza a vedere il set del set cinematografico, che alla fine era tutta la comunità, il paese di Ollollai e anche il territorio. Tu vedevi la piazza di giorno piena di turisti che bevono cappuccino, perché bevono molto cappuccino, i bar sono diventati ristoranti perché dovevamo dare dei servizi, e quindi era stata veramente una cosa economica molto grande. Davvero qualcosa di incredibile, al solo pensiero, quel reality show che animava ogni giorno la comunità di questo paese. Alcuni di loro per un periodo poi hanno deciso di trasferirsi a Ollollai per vivere appunto il paese. Ricordo gli stilisti. Certo, varie coppie hanno acquistato anche dopo casa. Adesso abbiamo 2 coppie che rientrano spesso a Ollollai, sono conosciute, loro vivono da settembre, da giugno a settembre vivono da noi, vogliono stare in mezzo ai nostri eventi estivi, quindi abbiamo acquisito altri 2 perni per la comunità di Ollollai. E quindi un percorso che va avanti tra racconti, tra eventi, tra manifestazioni, ma soprattutto davvero tra la bellezza di una comunità che produce cultura e che produce anche orgoglio identitario. A proposito di bellezza, ci sono le bellezze naturalistiche di Ollollai. Ogni tanto ci regaliamo una passeggiata e ci dedichiamo ad affrontare quei sentieri che portano davvero in alcuni dei paesaggi che sono mozzafiato. Ce ne vuoi raccontare qualcuno di questi? Il parco di San Basilio, secondo me, è il nostro gioiello. Forse non è stato valorizzato ancora al massimo, ma è stupendo. Ci sono delle nature bellissime. Immagina che, lo dici anche tu, siamo saliti a Punta Manno un giorno assieme, c'è un percorso per salire su in alto a questo monte enorme, la chiamiamo già Punta Manna perché vuol dire la punta grande, dove c'è un percorso con delle funi. Da lì si vedono i 2 golfi, si vede il golfo di Rosé e il golfo di Oristano quando è tempo buono, quindi da lì si vede un panorama tutta la Sardegna stupendo. E questo è sicuramente un punto di forza, e poi ci sono i prodotti di eccellenza valorizzati dalle attività locali che meritano senza ombra di dubbio un passaggio. Certo, abbiamo tanti prodotti d'eccellenza, dai ravioli al seadas, al maialetto, a suppistiglio, a dolci buonissimi come suppistiglio, quindi anche questi sono momenti dove nelle nostre attività ricettive si trovano per gustare questi prodotti d'eccellenza. Ovviamente non stiamo raccontando nulla di nuovo, perché l'autunno in Barbagia, le Cortes Apertas a Ollollai, ovviamente danno la possibilità a tutti di gustare i prodotti di Ollollai e non solo, e quindi ciò che stiamo raccontando in questo momento in tanti l'hanno visto, l'hanno assaggiato e ne hanno assaporato la bontà, anche perché nel corso del tempo anche le Cortes hanno avuto un afflusso di turisti sempre maggiore. Certo, Cortes Apertas già sta crescendo, come è successo di tutti i paesi dell'autunno in Barbagia, anche a Ollollai, anche grazie secondo me a diventati famosi alle case a €1, al Palio, a Sistrumpa, ha creato questo interesse anche per i turisti, non solo sardi ma anche nazionali, quindi anche Cortes è un evento molto importante. C'è stato un episodio che mi ha colpito davvero tanto. Solo qualche anno fa tuo babbo è venuto a mancare e voi avete pensato come famiglia di donare alla chiesa un portone. Questo era un sogno di mio babbo, perché mio babbo era falegname e voleva dare sempre alla chiesa il portone principale. Da quando è morto nel 2018 abbiamo voluto
siamo mossi per realizzare questo sogno. E l'avete realizzato voi? Sì, l'abbiamo realizzato noi, solo ci è voluto un po' di anni perché la burocrazia, la sovrintendenza ci volevano approvare anche il portone, anche il modello, anche i disegni, perché ci sono stati anche scelti dei disegni. E 2 anni fa siamo riusciti a portare a termine questo sogno di mio padre e abbiamo regalato alla chiesa principale, alla parrocchia di Olollai, San Michele Arcangelo, il portone principale. Stiamo veramente una cosa bellissima. Come famiglia sicuramente è un'emozione del tutto particolare, ma anche un atto d'amore verso vostro padre e questa comunità, assolutamente, che con una grande festa ha accolto la posa di questo portone, che davvero è imponente e curato in ogni minimo dettaglio. Ma c'è un qualcosa, Pierpaolo, nel corso del tempo, visto tanti eventi che hai organizzato, che ti ha fatto riflettere e ti ha chiesto di fermarti un secondo per ragionare su ciò che stava succedendo? Perché ovviamente quando si parla degli eventi, delle manifestazioni, significa anche mettere in campo tanta fatica, tanto spirito di sacrificio, e non è così semplice poi portare a casa il risultato. Sì, da quando io, nel 2005 sono tornato da Cagliari, ero dal 99 al 2005 ero a Cagliari come studente. Quando sono tornato a Olollai subito sono entrato a far parte della Proloco, ho collaborato con il vecchio presidente Pietro Soro e poi da lì nel 2007 ho fatto le elezioni, sono entrato presidente sono rimasto 20 anni. In questi 20 anni finora che da presidente ci sono stati anche momenti alti e bassi, ci sono stati momenti di sconforto, però l'amore per il paese, perché solo amore con il paese ti porti a fare sacrifici, e quindi ho detto io amore per il paese vado sempre avanti, sono sempre andato avanti. C'è stato solo qualche settimana fa un incontro a Roma presso la Camera dei Deputati. Le Proloco della Sardegna, guidate da Romano Massa, che è il presidente, hanno ricevuto un importante riconoscimento. Ma qualche anno fa al Senato, tra queste Proloco premiate, c'era anche quella di Olollai. Sì, 2 anni fa abbiamo avuto l'onore di essere i primi premiati per la regione Sardegna come dall'EPLI, quindi siamo andati io sono andato non solo come presidente, come redattore del palio, ma come vicepresidente dell'ente, insieme ad Alessandro Daga, il presidente della Proloco, e a Francesco Columbo, il sindaco di Olollai. È stata una cerimonia bellissima, abbiamo dei ricordi, c'eri anche tu presente, quindi è stata veramente un'emozione grandissima a essere premiati lì al Senato al Palio degli Asinelli, il premio di qualità. È stato davvero un incontro prestigioso. Ne approfitto per salutare Alessandro Daga, che è il presidente della Proloco di Olollai, anche Tore, che ci accompagna sempre, ci sostiene in tutto e per tutto. Anche lui è un componente della Proloco. Davvero tutte le persone che fanno parte di questa associazione turistica, tutte le associazioni di Olollai, il nostro caro e grande saluto e soprattutto il nostro grazie per tutto ciò che viene fatto. Voi dovete sapere che la mattina del palio, il sabato mattina molto presto, la sveglia inizia a squillare. Prima delle 5 del mattino bisogna organizzarsi per stuffarsi in piazza e per allestire la piazza, appunto, in modo tale che sia pronta nelle prime ore del mattino. Bisogna mettere la sabbia, bisogna creare il percorso giusto. E la cosa che mi stupisce ogni volta che tantissime persone che facciano parte della Proloco, che non facciano parte della Proloco, sono lì ad aiutare e a collaborare. Quella è la forza che abbiamo. Se non c'era l'aiuto di tutte le persone di Olollai, il palio non si poteva creare, perché veramente ringraziamo tutti quelli che ci danno una mano, perché sono tantissimi, dalla mattina al pomeriggio, perché c'erano anche gli ingressi, ci sono coinvolti 100 persone. Quindi per una comunità piccola come Olollai, non avere questa forza delle persone che ci aiutano sarebbe impossibile organizzare. Veramente un grazie a tutta la comunità che ci crede veramente in questo evento. E lo ribadiamo spesso perché è davvero fondamentale e importante farlo. Nel corso degli eventi voi avete sempre cercato di portare Olollai alla ribalta regionale. Sto parlando di Augurios Decoros, Apizzi Numitorro, le Pariglie che appunto nel mese di agosto, se non sbaglio, sì. Vanno in scena e creano davvero una grande attenzione. Ma com'è possibile e quanto impegno davvero ci vuole per fare in modo che quell'evento non sia solo strettamente legato alla comunità, ma abbia la forza per uscire?
perché ci crediamo. Quando facciamo degli eventi noi ci crediamo, forse c'è anche l'amore, perché come ho detto prima, per il nostro paese, quindi grazie veramente anche alla Regione Sardegna che crede negli eventi dei piccoli paesi, grazie ai loro contributi riusciamo a realizzare veramente eventi importanti come Augurio de Coro, Pastore Tenorese, Pizzone Mittorro, le pariglie che si svolgono ogni anno il 25 di agosto, il carnevale, Viseras, che facciamo il carnevale estivo verso sempre il 10 di agosto, quindi abbiamo tanti eventi importanti che escono anche al di fuori dell'isola, grazie anche alla collaborazione di Sardia Live che manda le immagini al di fuori della nostra isola, quindi veramente creiamo sempre degli eventi belli e importanti. Parliamo dei giovani di Ollollai, quei diciottenni che si ritrovano insieme per la festa di San Bartolomeo, ma i giovani di Ollollai come rispondono a questo trasporto che riguarda l'organizzazione degli eventi, che riguarda la cultura e le tradizioni? Secondo me rispondono bene. Immagina che quest'anno per la prima volta i diciottenni ad ogni evento che abbiamo organizzato noi abbiamo collaborato, abbiamo dato a loro la possibilità di creare un punto ristoro per fare cassa per l'evento che sarà ad agosto, quindi anche i diciottenni stanno crescendo ancora di più collaborando con noi per creare ancora una cosa più importante per il nostro paese. Quindi si sentono parte attiva della comunità. Attiva, certamente. Che è la cosa più importante, senza ombra di dubbio, anche perché poi senza un ricambio generazionale non si va da nessuna parte. Certamente no. Quindi siamo veramente felici che quest'anno anche i diciottenni stanno collaborando per creare una cosa ancora più bella. Ma guardando al futuro, il tuo sogno per Ollollai, quale potrebbe essere? Che cosa auguri al tuo paese? Che si finisca lo spopolamento, che si crea... Dobbiamo fermare proprio lo spopolamento e portare anche altri, anche se non sono sardi, anche altre persone al di fuori, che cercare di fare anche posti di lavoro per i giovani, perché se non facciamo posti di lavoro per i giovani se ne vanno e il paese andrà a spopolarsi. Ma Ollollai soffre lo spopolamento? Certamente, come ogni paese dell'interno. È la regione che deve crederci ancora di più con i nostri paesi. Sono tante iniziative che dovrebbero essere portate avanti e loro ci stanno provando in tutti i modi, le associazioni, la Proloco servono anche a questo, senza ombra di dubbio. Quindi un sogno importante nel cassetto, se così vogliamo dire, per Pierpaolo. Per la prossima edizione invece del Palio degli Asinelli che cosa ci dobbiamo aspettare? Qualche novità? C'è qualche cosa che stiamo lavorando. Il Palio, come ho detto prima, è l'11 luglio, la 23esima edizione, e domani saranno i 100 giorni al Palio, quindi manderemo uno speciale che è stato realizzato appunto lo scorso anno, le immagini più belle di un evento che davvero catalizza l'attenzione di tanti. Certo, quindi stiamo già lavorando per creare anche novità. E quindi andremo a scoprire nel corso dei prossimi giorni quali saranno queste novità. L'invito noi l'abbiamo lanciato, ma non è un invito solo per venire a Ollollai, è un invito in occasione del Palio, ma è un invito per venire a Ollollai in qualsiasi giorno dell'anno, perché è un paese che merita, è un paese ospitale, che ritrova davvero all'interno una comunità attiva che si muove anche attraverso il gusto dell'ospitalità. Certamente. E allora Pierpaolo, la nostra clessidra sta per giungere al termine del suo tempo, c'è qualche cosa che ti piacerebbe dire, qualcosa che il tuo augurio, il tuo sogno per la comunità di Ollollai ce l'hai descritto e penso che sia una delle cose senza ombra di dubbio più importante. Altri eventi che pensate di organizzare, anche perché dovete sapere che ogni tanto Pierpaolo mi chiama e mi dice stiamo organizzando questo evento, ci dai una mano, perché noi ci crediamo e pensiamo che attraverso questa nuova manifestazione si possa catturare ancora una volta un percorso di successo. Uno di questi, adesso ti rubo la parola, era stato quello che vedeva in piazza nei mesi estivi i diversi carrozzoni che preparavano del cibo, ma non arrivavano solo dalla Sardegna, perché loro guardano sempre ovviamente oltre Ollollai e oltre la Sardegna,
Sardegna e avevano coinvolto per questa grande organizzazione, che la manifestazione come si chiamava? Barbaggia in piazza. Barbaggia in piazza. Quello è un sogno che ho nel cassetto di ripetere quell'evento, perché è stato veramente non solo vedere carrozzoni diversi che arrivavano dal Belgio o dall'Olanda o dall'Italia, ma era l'armonia che c'era, la festa, vivere era una cosa diversa. Non sembravi neanche essere all'Olai, ma in una festa forse in Olanda. Bastava spostarsi era di qualche veramente... metro per assaggiare prodotti diversi, gusti nuovi e soprattutto fare, come ha detto Pierpaolo, un giro dell'Europa stando lì nella piazza Marconi, perché venivano offerti davvero tantissimi e quello sconti. è un grande sogno che ho nel cassetto di proporre, perché è molto difficile portare i carrozzoni dall'Olanda, dal Belgio, però ci proviamo. Ci provate, una volta è andata non bene, benissimo, e quindi speriamo che ci siano davvero altre occasioni di incontro. Pierpaolo, io ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ci vediamo non solo al Palio degli Asinelli di Ollollai, mi raccomando vi aspettiamo, ma ci vediamo a Ollollai in qualsiasi occasione voi lo desideriate e lo vogliate. Grazie a Pierpaolo Ossoro e grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.